Presso la sala conferenze della delegazione di La Salute, davanti a sindaco, autorità sportive e ad una folta platea di genitori, i canarini dell'Ivenza hanno ufficialmente presentato il progetto giovanile 2017-2018. Anche quest'anno, in perfetta sintonia con quanto avviato la scorsa stagione, mettono in primo piano la linea verde con l'obiettivo di implementare ulteriormente un movimento che vuole diventare il punto di riferimento per tutti i giovani calciatori del litorale. Un progetto che pertanto si avvarrà di figure tecniche ancora di maggior rilievo, confermata l'affiliazione alla Venezia Academy, nel contesto della quale, come sottolineato dal responsabile arancio-nero-verde Marco Funes, il La Salute si sta evidenziando per serietà ed alto profilo organizzativo. Ne abbiamo parlato con mister Vladimiro Carraro. L'anno scorso abbiamo cominciato un percorso a livello di settore giovanile che prevede una crescita non solo dal punto di vista numerico ma anche della qualità della proposta che vogliamo dare, e quest'anno stiamo continuando su questa strada, cioè vogliamo migliorare sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto stiamo dando per questi ragazzi e per questo territorio uno staff veramente importante con degli educatori, dei preparatori e degli allenatori di qualità, e questo è un po' il nostro obiettivo: alzare la qualità della proposta, alzare la qualità dello staff per poter dare ai ragazzi la maggior qualità possibile negli allenamenti e nella loro crescita. Hai parlato quindi di uno staff importante, vogliamo elencarlo? Sì, verrà con noi quest'anno Moreno Tomasello. Per noi lo accogliamo a braccia aperte perché il suo curriculum parla da solo, ha lavorato moltissimi anni a Portoguaro nel settore giovanili professionistici, ha allenato prime squadre, quindi noi siamo veramente contenti del suo inserimento. Avremo anche un nuovo preparatore motorio che sarà Cicuto, che quindi andrà ad accompagnare il lavoro di Ciccotto, e riteniamo che queste due figure per il settore giovanile e per la fascia d'età più piccola siano determinanti e rappresentino per noi un valore aggiunto, un salto di qualità. Oltre alla conferma degli altri allenatori che sono comunque di alto livello, ricordiamo Di Donè, ricordiamo Agostini, anch'io allenerò in prima persona, oltre che la prima squadra, anche squadre di settore giovanile, le fasce più piccole, Primi Calci e Pulcini, e quindi stiamo allestendo veramente uno staff di alta qualità nel territorio, con tutte persone con una grande esperienza e soprattutto tutte persone che sono in possesso di patentini, certificazioni, e sono, ad esempio, due preparatori motori sono laureati ISEF. Ecco, durante la serata hai anche parlato dell'importanza dei genitori nella crescita dei giovani calciatori. Sì, non possiamo non passare attraverso le famiglie e i genitori, perché sono determinanti nella crescita dei loro figli, e possono e devono dare una grossa mano anche alla società, perché comunque noi società entriamo nella vita sociale, entriamo nella vita e nella crescita dei figli, e quindi siamo parte integrante per una crescita armoniosa e equilibrata, non solo dal punto di vista sportivo, tecnico, ma anche dal punto di vista comportamentale, della moralità, dell'educazione, e quindi un dialogo con i genitori, un aiuto reciproco va solo nell'interesse dei ragazzi. La salute che si propone quindi di essere il settore giovanile di riferimento per tutto il territorio. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente non stiamo parlando di settori giovanili affermati ormai da tempo, professionistici come possono essere la Liventina, il Montebelluna, il Venezia e altre realtà di questo tipo, però a livello di realtà più piccole, a livello di dilettantismo, qui nel territorio vogliamo diventare un riferimento per tutto il litorale.